A febbraio dell'anno scorso eri in un angolo in un canile dove non si erano accorti che eri cieco, sordo e che non ti reggevi in piedi. Ti ho preso con me. Oggi è 28 giugno dell'anno dopo. Abbiamo imparato a tenerci in piedi. Abbiamo imparato a sentire i rumori, avvertirli. Abbiamo imparato a vedere oltre. Sei tanto anziano. Lo eri già. Eri spacciato per morto. Ma poi tanti video ti hanno ripreso ed eri proprio buffo. Ti ho lasciato il nome Osso perché eri un osso. Poi sei diventato un chiattoncello. Mi venivi sempre dietro. Addirittura abbaiavi per mangiare, farmi capire tutto. E avevi addirittura una catenina di quelle che restano piccole rispetto a un cane che cresce, perché sei stato abbandonato sulla strada della morte. E poi destinazione canile, e poi destinazione con me. Se è vero che c'è un ponte dell'arcobaleno dove ci sono prati per correre, io da una settimana che ogni giorno ti porto qui. L'ho sempre fatto. Lo faccio anche ora che da tanti giorni non cammini più, non contieni più nulla, sei una piaga. Ti faccio anche il bagnetto, ti asciugo, ti imbocco. E ti sto soltanto allungando le ore, i giorni. Se tu vuoi stare con me, io starò con te, fino a che il tuo cuoricino non smetterà di battere. Io so che può succedere fra un minuto, fra un'ora, o qualche giorno forse ancora. Nessuno ti ha pensato tanto, sai? Io ho provato a cercarti una famiglia 1 anno e mezzo fa e per 1 anno. Ma eri vecchio, Osso eri vecchio. Ma eri adorabile per me. No amore, no, la mosca, no, la mosca. Mi sei sposta. I fratellini ti fanno compagnia, hanno capito tutto. E speriamo di trascorrere qualche altro intero giorno insieme. Perché tu non ti senta mai solo, mai. Ti do un bacio da chi pochissime amiche grandi, grandiose, ti hanno voluto bene, mi hanno sempre chiesto di te. Si contano sulle dita di una sola mano.
Ma è già tanto, sai? È già tanto che mi hanno chiesto come sta osso. No, no, ma no, no. Vuoi sempre mangiare perché basta che mi avvicino. Sì, sì, amore, aspetta, tu aspetta. Chi mi ha stracciato i guanti, madonna mia? Aspetta. No. Ok, adesso proviamo a continuare. Un saluto da osso che voglio che si ricordi così e non su quel letto. Baci.